Per noi restano prioritari i temi che vi ho già detto la volta scorsa, cioè quello delle liste d'attesa, il tema del pronto soccorso e poi del fatto che i territori devono avere assolutamente questa rete delle cure sempre più efficiente. Quindi i direttori questa mattina siamo anche entrati in fasi operative parlando di alcune soluzioni per alcune idee che ho buttato lì, però insomma la squadra va. Rispetto alle priorità fuori dalla sanità, anche se per noi resta una grande priorità, ripeto che vogliamo portare questo bilancio la prima quindicina di gennaio, dopodiché fatto il bilancio vi annuncio che è il nostro intendimento portare avanti con i consiglieri il tema della riforma sanitaria. Per la riforma sanitaria è prioritario che sia il primo progetto di legge che andrà in discussione dopo il bilancio. Siamo passati da 21 direttori a 9 direttori e ci aspetta da fine gennaio a febbraio, a inizio febbraio, la nuova riforma, quindi le ULSS provinciali da un lato e dall'altro ovviamente il tema dell'azienda zero. Si va avanti nonostante le polemiche. Ma si va avanti sì, anche perché l'avevamo promesso, è un impegno elettorale, c'è scritto in un programma che ho depositato in Corte d'Appello. Assolutamente bisogna fare chiarezza fino in fondo nel rispetto delle famiglie di chi ha perso la vita e anche di chi ha lavorato, dei medici che erano presenti. Posso solo dire che c'è nel caso ad esempio di San Bonifacio, della signora del medico peraltro che ha perso la vita nel Veronese, dal momento in cui è stato testato la brachicardia, quindi la diminuzione del battito del feto, dopo 15 minuti il bimbo era già nato a seguito di cesareo, per cui la velocità la si legge in queste carte. Poi io non sono un esperto, ce lo diranno gli esperti se è tutto andato bene.